m'appelle Wele Ndiaye. Mi chiamo Wele Ndiaye. Jaz sem Wele Ndiaye. Domača francoščina, priučena italijanščina in nekaj slovenskih besed je v besednem zakladu enega najbolj vročih nogometašev Maribora v tem trenutku. Kako si, kako ti ime, dober dan, dober tek, gremo, kam gremo. Nabor slovenskih besed sicer še ni takšen, da bi komunikacija s trenerjem potekala brez šumov, zato pa pogosto preskočijo na pomoč soigralci. Comunicazione per mister è un po' difficile, non è difficile perché ci sono ragazzi qua che mi aiutano. C'è Viller che mi aiuta, Raice, alcune volte Arghi mi aiuta perché parlano italiano, anche Filippo. Ma anche quelli che non parlano italiano, alcune volte mi aiutano a loro proprie lingue, sloveno, adesso capisco un po'. No, da ni bila komunikacija, da je Wele Ndiaye potreboval več časa, da je postal okrepitev za šampionsko moštvo, razlaga danes, kot pravzaprav ob Volašu in Janži tretja okrepitev za spomladanski del sezone. Bolj dejstvo, da je potreboval konkretne priprave in nogometno sredino, v kateri je glavno vodilo delo. È vero, sono arrivato a Maribor, ma non avevo la condizione fisica per giocare perché ho perso 8 mesi a Gorizia e non ho giocato, non ho fatto neanche preparazione. Sono arrivato qua, ragazzi qua erano più forti di me e ero d'accordo, ma sempre ho lavorato. Mi ha detto anche il mister devi lavorare per farti bene, per fare bene allenamenti anche, per venire per giocare. Wele Ndiaye se je nogometa naučil v Dakarju, prestolnici Senegala, ki daje ime slovitemu vzdržljivostnem rejlju. Njegove veščine so v Evropi najprej spoznali v Italiji, ko je z dakarskim moštvom gostoval na turnirju pri naših zahodnih sosedih. Po vmesnem postanku v Palermu pa je pristal v Gorici. Poleti pa nov preskok v karieri. V šampionsko moštvo, v nogometno mesto. Sì, mi sento bene in Maribor, perché Maribor è una città calma. Che i tifosi amano calcio, vogliono che la squadra va avanti, questo aiuta i giocatori. Si vede ogni partita, i tifosi vengono a vedere, a dare il mano, questo dà forza a un giocatore, ti dà forza davvero che si può neanche correre 5 km, si vede i tifosi che sono qua, ti danno mano, devi fare tutto. Farai anche tutto per vincere. Ves ta čas družina nadaljavo iz Senegala spremlja njegovo kariero, ob starših še 3 bratje in 2 sestri. Però come sono il mio paese, perché ogni giorno parlo con madre, con padre, sul telefono, Skype, Viber. Ci sentiamo bene, nessun problema. V zadnjem času se imajo tudi v Senegalu česa veseliti, saj je sloki, a čvrsti vezist v izvrstni formi, nenazadnje tudi strelski. In čeprav je lepo zabiti gol na derbiju, Wele pravi, da je bil še bolj vesel zadnjega sodniškega piska, ki je pomenil zmago za celotno moštvo. Igra namreč zato, da zmaguje. Non so. Io cerco sempre a dare il mio massimo, perché io piace vincere. Anche se gioco le carte voglio vincere e quindi quando sono in campo io non scherzo, faccio tutto, posso dare anche il mio naso per vincere. In ob predstavah, kot so bile prve v letu 2015, bo zmag v vijolični karieri 24-letnega Senegalca še veliko.